Buongiorno, io sono un medico, mi è piaciuto, sono un medico, lavoro da quasi 40 anni, ho lavorato in Friuli, in ospedali grossi, piccoli, in ospedali di alta specializzazione e per un periodo anche in Veneto. Mi è piaciuta molto la relazione della dottoressa. Al collega vorrei ricordare che le dottoresse sono dottoresse, non sono signore, è sempre molto umiliante per me, perché non so perché nessuno, al medico nessuno dice mai signore, alle dottoresse signore o signorina, scusi allora, quindi la relazione della dottoressa mi è piaciuta molto perché è molto sensata e mi è piaciuto il commento sul fatto che certe cose costano pochissimo e non si sa perché non vengono fatte. Faccio un piccolo esempio. Alcuni anni fa abbiamo avuto il problema della privacy, del blocco della privacy che ha bloccato tutto, non si poteva più vedere niente perché c'era stato uno che aveva protestato perché qualcuno aveva visto all'interno del sistema le cose di un collega, improvvisamente ha bloccato tutto, i medici dell'ospedale dove lavoravo io facevano gli esami urgenti e non potevano vedere la risposta a computer, dovevano andarsi a prendere il foglietto scritto in laboratorio, di notte, spedire avanti e indietro. Come è stato risolto? Si fanno i consensi per la restrizione della privacy. Ora, a questo punto, si poteva fare un consenso, cioè a quel punto io mi sarei aspettata che l'assessore della sanità, che non mi ricordo chi fosse all'epoca, avesse predisposto un foglio di consenso della privacy unico per tutto il Friuli, con i vari ospedali, e che dicesse io consento che in questo ospedale sì e in questo no, in questo sì e in questo no, si possa dare informazioni di questo no. Ogni azienda sanitaria ha fatto il suo risultato. Io attualmente lavoro nell'ambito del Coriariano, però bisogna fare un consenso per il CRO e un consenso per quindi questo per dire è una cosa che non costava nulla e forse non costerebbe nulla neanche adesso sostituire tutti i consensi con un consenso unico che valga per tutta la regione. Ci hanno imposto il sistema del PACS regionale, così hanno detto vedremo a Monfalcone se uno arriva vedrà la lastra. Non funziona neanche tra un ospedale e l'altro della stessa ASL. Io non vedo, cioè dall'ASL non si vedono gli esami fatti a te. Quindi questa. Seconda cosa, la strada delle buone intenzioni è lastricata di errori. Come ha detto giustamente il dottor Riccardi, andare da Valmo a farsi una radiografia a Tolmezzo non va bene. Il CUP comunque potrebbe andare bene per le prime visite. Mi serve una visita oculistica, non me la faccio vicino a casa, vado un po' più lontano, mi sta bene perché la faccio prima. Ma ci sono i pazienti cronici. Il sistema CUP per i pazienti cronici è un delirio, perché un paziente che è stato seguito per 10 anni in un posto poi va a farsi un esame in un altro ospedale, un altro esame in un altro ospedale. Quando arrivano i pazienti CUP, pazienti magari, io sono cardiologa, cardiopatici, che hanno una storia lunga 20 anni, il paziente arriva, siccome ha letto sul giornale che c'è questo meraviglioso servizio, dice ma non avete tutto nel computer? Dico, lei mi ha portato le carte? No, ma non avete tutto nel computer? No, non abbiamo niente. Non abbiamo niente noi. Quindi siamo bloccati. Quindi bisogna pensare a dei procedimenti particolari. Io poi sono una vittima della riforma sanitaria, nel senso che io facevo la cardiologia oncologica da 30 anni al CRO. Cardiologia di alta specializzazione che richiede le competenze particolari. È stata eliminata. La cardiologia del CRO è stata eliminata, che è un IRS, infatti qua verrà anche la mia domanda anche al dottor Riccardi. È stata eliminata quando ho detto alla dottoressa tedesca, scusi, ma lei pensa che un ospedale con terapia intensiva, urgenze, migliaia di pazienti che girano possa stare senza una cardiologia? Ma è legale? Lei non si preoccupi che qualcuno ci penserà. Cosa hanno fatto? Ci hanno lasciato lì a lavorare, ma amministrativamente siamo stati ceduti all'azienda 5, in particolare alla cardiologia riabilitativa di Sacile, per cui le scelte strategiche le fa il cardiologo riabilitatore di Sacile, che non è mai stato a CRO, che non ha idea del tipo di pazienti che abbiamo e di nuovo questo ha portato un peggioramento del funzionamento. Il sistema INSIE, il famoso sistema informatico per la refertazione dell'INSIE, quando io ci sono entrata
ed ero abituata da 20 anni a lavorare con un sistema informatico che era stato sviluppato all'interno dell'ospedale di Pordenone, l'informatico che lavorava là, con uno studio nello stesso corridoio in cui c'erano gli ambulatori, perché quando qualcosa non funzionava bene, si ingrippava, i medici andavano là e dicevano guarda che questo non funziona, sistema estremamente efficiente, user friendly come si usa dire, sostituito con il G2, io ho cominciato, ho cronometrato i tempi per scrivere una risposta di una consulenza in G2. Con l'INSIA ci si mettono 10 minuti in più, che significa che ogni 6 pazienti che visito ho perso un'ora a contemplare il computer. E questo ha ridotto, noi abbiamo ridotto del 30% a parità di tempo lavorato le nostre prestazioni. Questo non è un risparmio. Quindi io invito anche a fare un conto su questo, cioè quanto tempo fa perdere un sistema informatico che funziona male e quanto costa, perché io mi chiedo che senso ha che... Ecco, domanda, abbiamo parlato degli ospedali aziendali, non si è parlato degli IRCS. Il Crore è stato depauperato in un sacco di cose, lo vogliono integrare nell'azienda 5, perderà l'istituto dell'IRCS e perderà i fondi, se perde la funzione di IRCS perderà anche i fondi ministeriali. E questo è un problema che penso non aver considerato. Ho sentito la dottoressa che non vedo. Ah, eccola là. Dottoressa, non signora. Signora dottoressa. Che ha detto delle cose. Qui c'è uno che ha esperienza, il manager della sanità, no? Che è il dottor Zanelli, che saluto, vedo qui davanti, che ha avuto delle responsabilità importanti in questa regione, adesso in Lombardia a farne altre. No? Allora lei ha detto delle cose che sono importantissime. Cioè dice, ma sarà mai possibile che la privacy gestita? Allora, questa è una risposta che secondo me la politica deve dare. Cioè io penso che gli strumenti operativi non siano quelli di governo. Penso che l'eliminazione dell'Agenzia regionale della sanità sia stato un errore. Penso che ci debba essere, perché le istituzioni e la politica fa le scelte dalle linee di programmazione e controllo. Poi c'è l'attività operativa. L'attività operativa non può essere diversa tra i sistemi di relazione dei cittadini, deve essere unica. Quindi chi fa la gestione ha il compito, noi dobbiamo individuare uno strumento che sta sotto la direzione della politica, quindi della signora giunta regionale, del signor consiglio regionale, al quale affidare i compiti operativi legati alle scelte che la politica deve assumere. Starà in quel punto poi risolvere i problemi di natura operativa e gestionale che vengono dimandati all'organizzazione che ci sta sotto. Sono profondamente convinto, non è la vecchia agenzia, secondo me è addirittura un'altra cosa, cioè non è uno strumento, e anche qui diciamoci la verità, qui c'era un problema di competizione, no? Conta più chi sta lì dentro, conta più chi sta nella giunta regionale, siccome io non ho questo problema, non soffro dell'ansia di questo tipo perché ho un carattere per difendermi, io non ho paura, cioè noi dobbiamo individuare uno strumento che poi dia delle operative, gli strumenti che decidiamo siano sotto, e quindi probabilmente tutte quelle attività operative di staff o altro, una indicazione si fa in un modo, dappertutto. Tra l'altro in una regione abbiamo 1.200.000 abitanti, no? Però su questo vorrei soffermarmi su altre 2 o 3 cose che ha detto. Ha parlato del CUP, ha parlato del sistema informatico, ha parlato di attività operative. Allora, io qui vorrei introdurre una di quelle cose che so che è antipatica, ma siccome io sono Fedele De Gasperi, me ne frego, che diceva l'altro, diceva me ne frego, no? Allora, in questo paese, quando bisogna dare addosso a qualcuno, la responsabilità sono quelli che fanno politica. Allora, vogliamo dirci una volta per tutte che questo paese, alla fine degli anni 90, la politica è stata commissariata e abbiamo consegnato questo paese alla tecnocrazia? Ma vogliamo dire questa roba? Vogliamo dire che un sindaco, quando deve intervenire in un procedimento amministrativo, deve chiedere permesso perché se dice una parola in più gli arriva il procuratore della Repubblica, perché c'è qualche lettera anonima che gli manda carte? No, perché è bene dire queste cose qua, no? Io penso che questo paese debba recuperare a chi viene eletto dalla gente uno spazio di manovra nella legittimità che deve essere garantita, però le decisioni a garanzia di legittimità, quelle stanno in capo alla gente, a coloro che rappresentano la gente e hanno preso i voti per andare alle istituzioni. Questo è un problema per il quale se il software informatico non funziona, se il CUP invece di rispondere a tutte le telefonate risponde solo uno, quello è colpa della politica, non è così. Lei diceva, giustamente, dice, l'assessore alla sanità, che non sono io, quindi magari fosse una tedesca, così mi viene facile dare colpa a lei, no? Ma non è che risolviamo le cose così.
non era compito della tedesca dire che il modulo della privacy doveva essere gestito, era il compito del management che si occupa di queste cose. No? Qui fatemi fare una battuta, no? Perché se noi quelli buoni li lasciamo andare via, noi quelli buoni, noi ne avevamo qualcuno buono qua, sono andati via. Allora, l'altro grande sforzo che cercheremo di fare è di portarceli a casa, visto che su quei margini e su quelle qualità questa regione ha investito. Se sono cresciuti e hanno potuto andare a portare la loro esperienza fuori da qua, vuol dire che sono figli di questa terra. E allora io ho rispetto per tutti, sono per la mobilità totale, universale, però Cristo Santo, è possibile che noi le qualità che sono cresciute dentro le nostre università, perché li abbiamo fatti mandare via? Perché quando tu andavi a dire una cosa e poi dicevi guarda che proprio non è così, allora siccome è così se non sul giornale, hai detto una cosa contraria a quello che ho detto io, quindi tu vai via. Cioè non funziona mica così, Allora questo però questo va ricondotto alla responsabilità manageriale. E io guarda che di questi le faccio male pubblico. Cioè so quali sono le mie responsabilità. E io dico anche, chi sta nella giunta regionale e chi sta in consiglio regionale non ha i poteri per fare queste cose qua, anzi deve farlo con grande attenzione, cercando di non, perché altrimenti viene fuori tutto il resto. Questo è un equivoco che fino a quando questo paese non risolve, perché non è possibile che chi ha il mandato popolare non abbia gli spazi di manovra e non si possa assumere la responsabilità delle decisioni, perché altrimenti verrà sempre giudicato per le decisioni che assumono altri, e questo non è un paese democratico. Allora, e quindi ci vuole la qualità ovviamente del management, che è una delle grandi sfide, è una delle grandi sfide sulle quali possiamo dirci un'altra cosa, no? Diciamoci, c'è un problema di attrattività del servizio sanitario regionale, c'è delle competenze che guardano a questa ragione con interesse per venire qui. Io penso che in questi 5 anni, da questo punto di vista, noi abbiamo fatto i passi dietro. E guardate che ricostruire le condizioni per dire vado là perché là c'è un percorso professionale di un certo tipo e guardo con interesse a questo non è un tema semplice. E purtroppo questo è accaduto. È inutile che... Ecco, poi non voglio andare avanti, c'è stata la battuta del rapporto tra l'IRCS e l'ospedale. Allora io non lo so, lei dice che hanno deciso. Io tra quelli dovrei essere tra quelli che dovrebbero decidere, no? Io non ho deciso niente, poi può darsi che qualcuno passi sopra la testa mia e decide. Certo, il tema degli istituti scientifici, quindi degli IRCS e degli ospedali è una cosa. Allora qui dovremmo aprire una discussione però un po' più complicata, perché guarda, il tema di perdere le risorse del Ministero, dico, se facciamo i conti tra le risorse che dovrebbe mettere il Ministero e quello che ci mette la Regione perché il Ministero non li mette, qui apriamo un'altra vicenda, no? Che ha a che fare con la storia delle due università, cioè non finiamo più. Allora guardiamo, già se cominciamo a discutere del rapporto che c'è dentro gli ospedali, le aziende ospedaliere universitarie, lì, che ne facciamo altri 2 di conveni, no? Ne facciamo altri 2, e lo dico con rispetto, davanti a storie diverse, perché questa è una storia, un'altra, i doppioni, le robe, manca quel medico, però là ci sono le... Allora, posso dire anche un'altra cosa con grande rispetto, no? Mi pare che ci sia anche un forte dibattito all'interno della categoria delle professioni sanitarie, no? Dove ogni tanto troveranno un assessore che dicono che ha un brutto carattere, ma siccome ha un brutto carattere, lui dice che ha un carattere, dico, cari, allora qui ognuno fa il suo mestiere, no? Qui ognuno fa il suo mestiere, perché non è che c'è la linea, è responsabilità della politica, dell'applicazione delle regole. Io vedo molto dinamismo e molta disinvoltura dentro il servizio sanitario regionale, e non va bene, non sono accuse, cioè intendiamoci, poi uno è abituato così, però questo conflitto è un conflitto che non ci aiuta, no? C'è questo conflitto, bisogna avere coraggio di dirlo, no? Allora, ma non perché dobbiamo accusare qualcuno, ma per dire, noi anche di queste cose dobbiamo parlare, perché questi condizionamenti non è che sono stati ininfluenti negli anni, no? Cioè la vicenda delle non voglio dire dei posti letto, ma voglio dire la vicenda delle operazioni che sono state fatte nel momento in cui si dovevano chiudere le sovrapposizioni di 2 SOC che diventavano 1, ma in funzione diventava 1 andava 1 perché quell'altro andava in pensione, perché veniva nominato, cioè, e perché nelle procedure diverse, perché chi deve vincere un primariato all'ospedale deve aspettare 360 anni e fare il concorso, invece uno che arriva con e lo dico con rispetto, no? Basta determinare, no? Perché guardate l'altra vicenda, di quello ho parlato,
l'altro dice e mi occuperò a lungo di questa storia qua, no? È che io che penso che l'università sia centrale, l'università è centrale, perché vedete dietro il tema della riforma c'è quella famosa normetta di deroga che è applicata solo in questa regione, nella quale si dice che nei sistemi regionali dove sono avviati i processi di riforma è possibile superare il 502 e il 517 dove viene vietata l'accorpamento delle attività ospedaliere universitarie con quelle del territorio. Questa non è l'integrazione sociosanitaria, questa è la gestione di un pezzo di potere, che è un'altra storia, che è un'altra storia. No? Allora, dentro queste vicende io ho avuto quattro professori dentro il Consiglio regionale, che tra l'altro erano 4 medici, dove qualcuno ha vinto e qualcuno ha perso. Ma la battaglia era lì, ma la battaglia era legittimamente ancorata alle convinzioni per il quale la malattia è una cosa che ci siamo inventati noi, basta fare un concerto sotto un banco a cavallo, ma la malattia non esiste, abbiamo risolto tutto. Perché questo è avvenuto. E allora, la politica, davanti a ste robe, magari se qualcuno ha qualità, qualcun altro ha un po' di meno, davanti a ragionamenti di questo genere, è chiaro che andava sotto, no? È la storia di questa riforma, che è condivisibile nei principi, ma alla fine nel pezzo del potere è quella roba lì. Allora, io penso invece purtroppo che la malattia esista, e come tale va curata, e non ho la presunzione di dire che si cura così e si cura là, perché io mi sono lavorato in architettura, cioè, no, lasciamolo fare, però questo deve essere fatto in maniera incondizionata, non convinti del fatto che le posizioni proprie sono quelle e vanno difese. Perché noi dobbiamo avere il coraggio di dire che queste cose sono venute. E quindi i dipartimenti, le aziende, secondo me la pressione del sistema interno non è stata ininfluente. Non è stata ininfluente. Perché dentro il Consiglio regionale, legittimamente, quelli sì eletti, lì hanno esercitato un pezzo di potere. Allora, rispetto alle decisioni, credo che anche con tutto il sistema delle professioni e con quello che è accaduto dentro l'architettura e i pesi dentro, le leggi che hanno presidiato il sistema delle professioni sanitarie, no? Che sono importanti tutte, dall'ultimo al primo, dal primo all'ultimo. Beh, anche lì dovremmo fare un salto in avanti. Il mio non è un atto di difesa nei confronti della classe politica, però dico, la classe politica ha le sue responsabilità, ma non sono tutte sue. Sono figlie di questo sistema che non funziona, dove chi fa questo mestiere prende tutte le colpe non avendo gli strumenti per essere giudicato realmente, e anche di una serie di azioni molto forti che anche nei sistemi che valgono solo in questa regione 2 miliardi e 700 milioni è evidente. Cioè qui io che credo non penso che Gesù Cristo sia morto di freddo, no? Cioè io sono profondamente credente, quindi non è morto di freddo. Però guarda, è anche ora di essere leali nelle cose. La politica, il sistema delle organizzazioni sindacali, le professioni, cioè ognuno di noi in questa vicenda. Allora, alla politica si dice che non deve fare la politica, ricordate che la politica non la facciamo gli altri, perché altrimenti diventa un problema. Quindi io mi auguro che su questo terreno, lealmente, con grande umiltà, ma non per dire guardate, ci sarà una cosa che non accadrà fino a quando io assumerò questa responsabilità. Io non butterò, a differenza di quello che è accaduto nei passati 5 anni, non butterò via una roba a prescindere perché l'ha fatto quello che c'era prima di me. Mai. Questa è la mia storia. È la mia. Sono pronto a discutere di qualsiasi condizione che funziona rispetto alle scelte del passato. Perché anch'io condivido che la spesa per dire era alta e bisogna abbassarla. Forse bisogna fare un altro modo.